Lo spiego subito. Peppe ultimamente ha fatto l'intervista qua sul nostro programma Strano Amore Siciliano, solo che purtroppo ha trovato una ragazza manesca che gli dava botte a tal punto che ultimamente Peppe è finito anche a pronto soccorso. Ora noi una cosa del genere, innanzitutto ve lo presento così ci racconta lui stesso la storia. Ciao Peppe. Ciao. Allora, tu è 9 anni che fai l'annuncio qua da noi. Sì, ho già 9 anni, da un bel po'. Noi vogliamo ritornare a parlare di questa ragazza che ti ha alzato le mani. Che cosa è successo? Come mai questa ragazza ti ha alzato le mani e ti ha combinato veramente maluccio? Perché mi hai fatto vedere le foto, insomma. Perché tanto praticamente stava vicino a casa mia. Sì. Io abito in affitto, lei pure, abbiamo fatto amicizia, cos'è? Cioè avete fatto amicizia tramite il programma, che ti ha visto in rete, ti ha telefonato. E poi ci siamo messi a parlare, a conoscerci, poi se n'è andata perché ha avuto problemi col proprietario dell'affittuario. Quanto siete rimasti insieme? No, questo è un anno. Un anno. E in un anno quante volte ti ha alzato le mani? La prima volta è stata questa, perché poi praticamente lei poi se n'è andata. Te l'ha dato una volta sola ma te l'ha data buone. Sì, io non ce l'ho so perché non è giusto alzare le mani. Certo. Perché se cioè tu sei rimasto fermo. Mentre lei si divertiva. Sì. Testate, pugni, cazzotti. Un ragazzo l'ha separata perché sennò. Scete, mica ti ammazzava. Ti distruggeva. E tu stavi fermo a guardare a lei che te le dava di santa ragione. Non è che io ci potevo alzare le mani, lo spingevo, perché non è giusto alzare le mani. Tu addirittura mai telefonate. Io sono un ragazzo buono e calmo, gentile, tutto il cuore. Però quando mi arrabbio, anche se ammutto, sciuppio. Però in questo caso non ti sei arrabbiato. No, questo sì. Esatto. E hai subito bene. Sì, anche perché poi lei se n'è andata, diceva che mi voleva bene. Vabbè, questo amico ti vuole bene così. E lei fa no, io l'amicizia ci tengo. Ci tengo. Esatto. L'ho fermata qua. Cioè tu mi hai telefonato, mi hai detto, me ne ha date tante che quasi prendevo fuoco. Mi hai detto questo. Sì. Che eri tutto rosso. Sì. Sei dovuto andare a pronto soccorso. Qua. Esatto. Mi sono parato. Esatto. Male. Cioè, ma la furia che ha scatenato questa donna, che cosa è stata? Gelosia? Perché lei tipo da quando è che se n'è andata, appena l'ho fermata era arrabbiata per i fatti suoi. E c'è detto la notte che fa, dice mi vuoi bene, ci tieni l'amicizia e non mi vuoi parlare cose. E poi lei era arrabbiata, io tipo ci indissi, mettiamoci un attimo a un angolo e parliamo con calma. Ma no, te ne vuoi andare, se no ti alzo la figlia, ho insistito per fare la gamba invece di video. Pazienza, sono cose che succedono. L'importante è che tu ti sei ripreso dalle ferite. Sì, questo sì. Ti è rimasta qualche paura dentro delle donne oppure? No. Tranquillo. No, perché lei si sentiva un tipo tutto. Sì, è un tipo manesco. E sentiva tipo a me mi faceva spendere, a me non mi ha fatto proprio spendere. Perché se mi spendo già mi saranno. Fammi capire, ma a te piace la donna che sia un pochino manesca, trasgressiva? No, manesca no, una ragazza che sia giusta, che mi capisce, cose. Però non ti deve alzare le mani. No, alzare le mani no. Uno si può bisticciare, cose, un piccolo spindone con la bocca. Esatto. Solamente con la bocca. Sì. Ha detto tutto, per cui fatevi sentire. Per la rubrica dei cuori solidari. Ha detto vi saluta e vi saluta pure. Ciao. Oh yeah.